Buon pomeriggio dal Paramaser, da Alberto Mazzerla. Enrico Mussato. Si affrontano Sporting Altamarca e Sainz Milano per la 12ª giornata del campionato in Serie 2 Elite Girone A. E il match è cominciato in questo momento con la possesso palla dello Sporting Altamarca con Rosso, Baron, Zarantonello, Caregnato. Palla dentro bellissima per Zarantonello che va a calciare, anzi no, scivola ma non ci arriva. Bella però l'intuizione qui di Caregnato per Zarantonello. Giocata, interviene Bon, bravissimo, riparte Bon, calcia Bon, tanto distante, calcia molto. Wenu la palla di segnare, alla palla per segnare Carlo Wenu e non si fa pregare. 1-0 Carlo Wenu. Stavo osservando il cambio di Rosso che ha fatto con Carignato, Alberto. Nel momento in cui è entrato lo vediamo col piede forte sinistro, l'alta bene con Carlo Wenu che va a calciare col piede forte. Alla sinistra di Volonteri che nulla può. Di piatto ad chiudere, porta i compagni all'1-0, Carlo Wenu. Il limite dell'area, attenzione qui, giocata di Milani, palla dentro per Caglio e Miraglia, super! Qui attenzione Caglio, recupera palla contro Miraglia che si distende con le mani, chiude alla grande, ancora poi parte, sbaglia l'appoggio, ma che giocata anche qui di Gabriel Miraglia. È andata bene che la parata era un po' lento il tiro, ma attenzione che c'era anche in questo momento. Wenu, calciare, poi Murga attraversa la parata di Volonteri. Occasionissima dello Sporting per andare sul 2-0. Grande la parata di Volonteri sul tiro di Wenu a incrociare. Poi arriva Murga in tapin. Rosso, Caregnato, centrale rischia tantissimo. Attenzione, Peverini e ancora Gabriel Miraglia. Alza le braccia in segno di mai senza, sono assolutamente in partita. E Miraglia qui, ancora super, in spaccata dei piedi e finisce qui la prima frazione. 1-0 per lo Sporting. In questo momento decide Carlo Wenu, ma soprattutto decide Gabriel Miraglia che con le sue parate ha tenuto staccando l'LD che appunto ha perso. Il match è cominciato, Caglio qui sbaglia lo schema, lo Sporting riparte Caglio contropiede, Caglio contro Miraglia, Caglio contro Miraglia, Caglio la mette sotto l'incrocio per l'1-1 dei Sainz Pagnano, anzi Sainz Milano. E parte tutto da un calcio d'angolo battuto in un modo molto sufficiente di Alvise Rosso e Caglio bravissimo che andare in contropiede. Rosso scarica per Murga, era un cioccolatino, Murga da circa 7 metri, scorrere fuori. Lancio di Miraglia per Wenu, giocata di Wenu solita, Wenu di pochissimo a lato. Con la suola lascia bene a Baron che con il piede forte la calcia troppo a lato. Attenzione, wow. Wenu ha fatto una giocata pazzesca e poi viene steso da Jacobuzio perché ancora Murga per Rosso, che spazio, Volonteri sbaglia la presa e Wenu di faccia o di petto non lo so, ma Wenu fa 2-1 e porta in vantaggio lo Sporting. Sempre Carlo Wenu, sempre Carlo Wenu. Ed era lì, guarda un po', Alvise Rosso era libero, proposto dal replay. Carlo Wenu di petto Carlo Wenu ha dato un colpo col suo pettorale sull'errore di Volonteri. Miraglia con le mani per Zarantonello, ottima la palla Zarantonello, scucchiaia, fa un gol pazzesco, fa un gol pazzesco Zarantonello, fa un gol pazzesco, con lo scucchiaio, con il cucchiaio lo mette dentro, saltando il portiere. La giocata favolosa di Zarantonello che anticipa l'uscita di Volonteri e poi con il cucchiaio destro la mette sopra dove non può arrivare nessuno. Wenu di testa, chiude Peverini, portiere non c'era, attenzione Baron, mette dentro per Wenu, Wenu di tacco! La giocata fantastica di Carlo Wenu a chiudere il match definitivamente. La tripletta hat-trick di Carlo Wenu che segna così. Non è brasiliano però
che gol che fa Carlo Uenu. Ha creduto, ma troppo poco Sporting. Milani va dentro qui e c'è il gol del 4-2 di Peverini. Sei lì, sei al limite dell'area, lo vediamo anche dal replay. La palla non viene spazzata, rimane lì. Carlo Uenu è dietro a Peverini. Mille dubbi sulla prestazione, sulla condizione mentale di questa squadra che sicuramente gioverà, o almeno spero, di questo risultato positivo. Chiude l'anno con una vittoria